Si ritorna in partenza dopo il richiamo della prima. Si va, confronto per anziani, favorita Dolce Nera ZS con Matteo Zaccherini, la seconda forza del campo è Don Rodrigo con Enrico Cuglini che va a rete per ultimo questa volta. Autostart che accelera. Don Rodrigo, Cinzia Urian Orso, Vasterbo Sky High, Zigzag OP, Dolce Nera ZS, Bora La Torre, Costante Jet, Bacco degli Dei, Allocco Jet. Autostart che prende velocità, si prepara al lancio. Problemi per Cinzia. È veloce Dolce Nera ZS che cerca di scavalcarli tutti dal 6. Sembra poterci riuscire all'imbocco numero 2 curva. Cinzia squalificato. Che insiste Don Rodrigo che però tiene le punte. E allora è Don Rodrigo che rientra a Dolce Nera ZS quando se ne vanno i primi 200 metri di corsa in 14,3. Don Rodrigo al comando nei confronti di Dolce Nera ZS, la terza posizione per Urian Horse che precede Bora La Torre e Costante Jet. Questo è il treno lungo i Birilli dopo 400 in 29,1. Don Rodrigo al comando, Dolce Nera ZS suo malgrado allo scoperto. Seconda pariglia per Vasterbo Sky High che segue le mosse della leva di Walter Zanetti. Secondo in corda è Urian Horse che precede Bora La Torre, sposta dalla corda e va a fare la terza pariglia Costante Jet. 44,4 per i primi 600 di corsa, si va forte con Don Rodrigo che è in vantaggio, stappato ora da Enrico Cuglini. All'esterno Dolce Nera ZS in pariglia Vasterbo Sky High avanti a Costante Jet. 59 spaccato per i primi 800 di corsa con Don Rodrigo che guida. All'esterno Dolce Nera, in corda Urian Horse, poi sempre Bora La Torre, tende a muovere Vasterbo Sky High insieme a Costante Jet al chilometro in 1,14,3 con Don Rodrigo che continua da battistrada, Vasterbo che prova a scoprirsi in terza corsia, a lato di Dolce Nera ZS che cala, 14,7 la retta di là, 1,29 tre quarti di miglio, Don Rodrigo è in vantaggio nei confronti di Urian Horse che è sempre nella sua scia, poi ancora Bora La Torre cerca di ingambarsi, ora Costante Jet in mezzo alla pista, all'ingresso dell'addirittura d'arrivo c'è stato un 16 la piegata perché è fermo Don Rodrigo. Urian Horse si infila in open stretch al largo di tutti Costante Jet, Urian Horse che scatta insieme a Costante, Urian Horse che passa in vantaggio, Urian Horse che vince nei confronti di Costante Jet al terzo Don Rodrigo. 31,1 ad arrivare. 1.15.1 ragguaglio cronometrico per il successo di Urian Horse e Vittorio Miniero che scatta in open stretch e porta a casa la vittoria. Per il training di Karin Berry i colori di Mauro Bianchi, successo in inside line per Urian Horse che trova fermo Don Rodrigo. All'esterno c'è Costante Jet che però è beffato di dentro da Urian Horse. Porta a casa il successo, Costante Jet è secondo, al terzo Don Rodrigo.